comunque Eccoci qua live dal bordo campo della Belbotea Arena, pronti ad assistere alla sfida tra Arzignano, Marca Fuzza e Montebelluna con Bepi Ruzza, il presidente del comitato regionale del Veneto. Musica, pallettoni, tombolo e sempre la regina nell'ospitare queste manifestazioni. L'abbiamo detto, lo ripetiamo, è un appuntamento assolutamente classico a cui pochi vogliono mancare e quindi siamo soddisfatti anche quest'anno. Siamo partiti benissimo, credo che si continuerà così. Con un dietro le quinte importante va il saluto e il merito anche di questa organizzazione al buon Michele Di Giambattista, che tu conosci molto bene, Bepi. Allora, noi lo prendiamo sempre in giro perché ogni tanto ci chiede qualche aiuto economico, sono meritati gli aiuti economici. Noi per natura cerchiamo un po' di stringere, però sappiamo già che cediamo perché se li merita tutti, lui e tutto il suo staff, sono veramente impagabili. Grazie Bepi, ovviamente Michele anche lui vorrebbe stringere la cintura ma non ci riesce, poi sotto le feste è anche fatica, è anche faticoso. Ha perfettamente ragione. Walter Bedin, responsabile veneto del settore giovanile scolastico, ci sono anche tanti giovani, insomma è giusto far crescere questi ragazzi nel calcio ma anche nel calcio al 5. Assolutamente sì, siamo qui a Tombolo in questo bellissimo palazzetto che ospita il nostro centro di sviluppo territoriale di calcio al 5. Ogni lunedì vengono qua una trentina di ragazzi di tutto il Veneto a fare attività, a seguire quello che è il nostro programma di attività di Evolution Program, quindi siamo assolutamente sul pezzo, noi stiamo lavorando molto per il 5 in Veneto. Il settore giovanile è cresciuto anche molto, soprattutto sulla base, quindi dai piccoli amici fino agli esordienti noi stiamo veramente avendo un riscontro molto più grazie al lavoro, visto che hai ringraziato chi ha fatto in modo che questa giornata, questo 4 giorni sia veramente bello, ma anche noi abbiamo un settore giovanile che sta andando bene grazie al lavoro dei nostri collaboratori. Un settore giovanile che parte ora anche dalla base per arrivare poi ai risultati, perché c'è sempre l'obiettivo per i giovani, anche quelli di quest'oggi che vogliono farsi vedere, di prendere la maglia del Veneto e difenderla al torneo delle regioni. Assolutamente sì, tra l'altro il calcio a 5 dà sempre risultati molto importanti, speriamo che si continui con questo trend, allargandolo magari alle altre squadre nostre che ci rappresentano, e quindi direi che questa è una vetrina comunque importante. Ho visto prima le liste delle squadre e c'è un ragazzo del 2009 dell'Arzignano, non so se giocherà ma comunque già essere qui è importante. Sicuramente importante, grazie a Walter Bedin, grazie a Bepi Ruzza, buon spettacolo, buon spettacolo a voi con il calcio a 5. C'è qua Mister Regondi, lo chiamiamo subito qua al mio fianco. Ciao Gigi, ti do il buon microfonone, poi devi andare in panchina, anzi in spogliatoi a dare le dritte ai tuoi ragazzi. Ne abbiamo parlato anche alla presentazione di conferenza stampa, come arrivavate qua, quali sono le sensazioni in questo momento? Guarda pure la telecamera così da casa posso vedere che sono più bello io di te. Sì, quello è poco ma sicuro. Sensazioni, ma intanto è sempre bello trovare gli amici di Arzignano, prima di tutto, è
sempre molto difficile perché è una squadra molto molto competitiva. Le sensazioni sono quelle che dovevamo portare qui una partita convincente. Abbiamo bisogno di una prestazione convincente contro un avversario che sappiamo essere molto forte e faremo di tutto per dargli la vita più dura possibile, insomma, ecco. Non dargli la vinta, dargli la vita più dura possibile. Ti stavi quasi per sbagliare, perché oggi non vesti più il bianco-rosso, ricordo mai quel bianco-nero che non è proprio un bellissimo colore, un'unione, ma il buon Bazzella sarà sicuramente lì che dirà ma cosa dicono questi qua? Ascoltami, la partita di prima hai visto qualche spezzone, prima contro Ottawa, insomma la classifica oggi non c'entra niente, triple in schedina, dentro fuori, insomma tutto cambia, non è campionato. No, infatti io penso che guardare la classifica adesso come adesso non serve a niente. La competizione della Coppa Italia è una gara secca e tutti quanti cercano di fare il proprio meglio, per cui te la devi giocare, bisogna giocarsela. Un mio vecchio presidente diceva tanti anni fa, mi diceva sempre si parte 5 contro 5, palla al centro è 0-0, ce la giochiamo e vediamo come va a finire. Speriamo che vada a finire bene per i nostri colori, di metterli in difficoltà e magari di trovarci qua fra un paio di giorni. Vediamo, intanto ricordiamo ieri era il compleanno di Lucio, lo salutiamo lassù. Ciao Lucio, buon compleanno. In bocca al lupo Gigi, ci vediamo più tardi e vedremo se avrai ancora quel sorriso lì oppure invece un po' di smorfia. Grazie Gigi. Adesso arriva qui invece il presidente Arzignano Tibaldo. Cartellino giallo per il tuo mister, il primo mister che non si presenta qua nel prepartita. Un Arzignano secondo in classifica a cui mancano pezzi importanti contro una Marca settima al termine del girone di andata. Che partita ne uscirà presso? Sarà sicuramente una partita difficile perché, come hai detto te, abbiamo diverse assenze importanti, anche durante queste vacanze natalizie purtroppo ci siamo allenati in pochetti, un'assenza all'ultima ora come quella di Riva che avrebbe aiutato sicuramente nella gestione del minutaggio al misto, perché comunque sappiamo quanta energia richiede un evento del genere. È sempre un piacere comunque partecipare a questa bellissima coppa, sarà una partita complicata come tutto perché comunque abbiamo visto che questo campionato sono tutte le squadre danno fastidio, insomma. E ovviamente non solo l'abbiamo con sé, anzi non tanto cartellino giallo, ma birra offerta a testoni nel post gara, dopo glielo devi dire al tuo allenatore. Certo. Un tombolo che porta un ricordo amaro per la sconfitta l'anno scorso nella finale di C2 con Mestre Fenice, bisogna rifarsi. Dall'altra parte però anche un tombolo che proietta voi e il Montello che ha vinto prima la partita a quello che sarà anche il big match di venerdì prossimo, insomma 3 partite una vicina all'altra col big match in arrivo, insomma bisogna anche saper sfruttare al meglio le energie. Esatto, sarà sicuramente una chiave. Noi comunque siamo una neopromossa, quindi guardiamo ancora partita dopo partita, quello che stiamo facendo a parer mio è straordinario, sono contentissimo di come sta lavorando la squadra con lo staff, tutto il team della dirigenza, ma noi guardiamo partita dopo partita, non ci siamo ancora, vedremo la classifica a marzo, insomma. Intanto bisogna vincere questa, non sarà semplice perché anche nella partita precedente prima contro Ottawa la classifica non contava nulla, ricorda la birra a Sebastiano perché sennò potrei arrabbiarmi davvero. In bocca al lupo press e vedremo se anche per te rimarrà il sorriso come abbiamo detto prima con Gigi Regondi. Allora tra pochi minuti, guardo l'orologio, sono le 16:18, le 16:30, pochi minuti prima andremo in live per commentare al mio fianco Roberto Dosin come commento tecnico il secondo quarto di finale e tra poco si sfideranno Arzignano e Marca Futsal Montebelluna per strappare il secondo pass delle semifinali. A dopo con il pallone della Molten. Ciao!
16 squadre in campo, 2 regioni, 2 Coppa Italia regionali, Serie C da conquistare, gol, spettacolo, emozioni assicurate. ...3-6 gennaio, Belbote Arena di Tomba.
pronte per entrare in campo, tra poco il secondo quarto di finale. Bisogna alzare la voce qua, musica pallettoni, la Bell Botea Arena, teatro della sfida tra l'Arzignano, secondo in classifica, la Marca Futsal Montebelluna. Stefano Testoni con il mio amico Roberto Tosin al commento tecnico. Ciao Roberto. Qui inquadrato intanto con i primi piani, cominciamo, quello è Bottega, la formazione della Marca Futsal Montebelluna di mister Gigi Regondi, vecchia conoscenza in campo arzignanese con l'Arzignano Griffo, quel Griffo ha vinto una Coppa Italia Under 19, io me lo ricordo bene. Questi direttori di gara, i signori Aldo Melicati Treviso, Nicolas Bortolozzo di Padova e Pietro Ferro e Crono di Verona, prima di inquadrare i biancorossi dell'Arzignano, oggi allenati dal tecnico Sebastiano Luciano. Seconda contro settima, prima abbiamo visto la prima contro l'ottavo, non scontata come partita, 1x2 in schedine, insomma tutto può succedere, Roberto. Assolutamente sì, partita secondo me molto equilibrata oggi, Arzignano con delle assenze importanti, fratelli Tumiatti, con Cato, quindi sarà una bella partita da vedere, sicuramente la Marca darà filo da torcere. Tra i fili della Marca manca Bruffato, un nuovo arrivato dal Montegrappa, forense tedesco, e manca anche Torresain, infortunato, uno dei giocatori che ha il maggior numero di presenze grazie al buon Alberto Bazzella che ci ha fornito i dati. Ringraziamo tutte le società che hanno inviato al sottoscritto i dati delle varie prepartita. Tanto c'è il buon Giulio Coso che sta scrivendo qualche messaggino che mi ha aiutato nella sfida di prima. Il fischio di direttore di gara, si saluteranno le squadre, poi andremo a leggere anche i quintetti con le immagini della grafica di Futsal Veneto TV. Andiamo con dell'Arzignano che schiera tra i pali Gonella, il capitano Iabra, Castrati, Zuccone, Matteo del quartetto di movimento. A disposizione in panca Marzotto, Casparella, Negro, Castrati, Biasi, Nana, De Cristoforo e Fochesato. Il tecnico è Sebastiano Luciano. Mister Gigi Regondi invece manda in campo dal primo minuto tra i pali Bresolin, poi in movimento Fraccaro, Marchiori, Umana e Garbuglio. A disposizione in panca Tedesco, Bottega, Erragi, Jandonà, Rossi, Lima, Fornasier. Cosa bisogna fare per portare a casa una partita? L'abbiamo detto anche nelle interviste pre-gara, c'è da pensare, come è il Montello, che c'è sì una coppa da cercare di conquistare, e venerdì c'è anche Arzignano Montello, seconda contro prima il Palatese. Esattamente, incombe il big match venerdì, quindi oggi credo l'Arzignano doserà un po' le energie. Intanto un minuto di silenzio per le vittime di Crans Montana. Applauso per le vittime di Cras Montana. Intanto subito i saluti al buon Stefano Peretto, protagonista capitano della Vicenza, imbattuto calcio 5 Serie D. I saluti anche per te arrivano anche da Valli Chioggia con Marco Doria, che salutiamo. Degli amici. Di solito lo trovavo sempre qua, però quest'anno c'è C femminile e C maschile, dunque per la C2 magari ne parliamo prossimamente. Qualcuno in quel Deciosa sarà di toccarsi qualcos'altro. Sicuramente stanno facendo una gran stagione, si stanno giocando il campionato nel loro girone. Perché consumo solo 2 righe per il nome. Foto di rito intanto con il buon Alessandro Manini da una parte e Luca Cesi dall'altra, speriamo poi che me la mandino per utilizzarla anche sull'articolo web del giornale di Vicenza. Luca Cesari ancora una volta in versione prenotazioni McDonald's, un bel crispy doppio McBacon per me, patatine normali, Coca-Cola ovviamente senza il ghiaccio, così ce ne sta anche un po' di più, perché mio figlio mi ha insegnato che con il ghiaccio c'è meno Coca-Cola, giustamente, però bisogna bere poca Coca-Cola, bisogna bere più acqua. Dai, bando alle cazzate, finalmente può partire, sarà il signor Melicati di Treviso a dare il via. I primi 20 minuti, un po' di ritardo, ma non importa. Pronti, aspettiamo il fischio con la Marca e il suo capitano Alberto Garbuglio, che ha fatto partire questa sfida. Il giovanotto Nelson Fraccaro sempre in campo con la maglia numero 7, un po' di esperienza da vendere anche in casa Marca c'è comunque.
squadra molto giovane che però si affida a qualche vecchiotto, diciamo così, di esperienza, come può essere Bottega e come può essere Nelson. Quindi dato l'angolo, Bottega ex giocatore del Conegliano che sarà protagonista alle 19 del quarto di finale contro la Mestre Fenice. Chi vince questa sfida molto interessante, un'altra bella partita interessante, ma tutte le partite saranno interessanti perché poi a chiudere avremo le 21:30 Union Diavoli, Infinity Futsal Godet quarta contro quinta, insomma grande bagarre in questa prima giornata di futsal al maschile. Domani le semifinali dove torneranno in campo anche le ragazze che ci hanno regalato emozioni nel lungo pomeriggio di ieri, tra l'altro un pomeriggio finito anche i calci di rigore. Prima conclusione di Fraccaro, fuori specchio della porta, il buon Gonella tornato a lavorare nel suolo italico dopo l'esperienza australe, perché il buon Papa Carlo gli ha detto meglio che te torni a lavorare che col calcio a 5 ancora non mangi. Laterale per la Marca, nella prima sfida ritmi subito molto alti, qui squadre che iniziano studiandosi a vicenda. Un errore può costare caro, palla in mezzo per Castrati in versione pivot dietro per Matteus, giusto per dirne una, insomma un po' di esperienza anche in casa Arzignano in questo momento, non avrà tanti assenti, ma un quartetto del genere potrebbe valere anche una categoria superiore. Assolutamente sì Stefano, il mister Arzignano ha voluto partire con un quintetto sicuramente di esperienza. Tanto fermato Castrati da Nelson Fraccaro, un tuttofare a disposizione di mister Regondi. Zuccon alla prima manifestazione con la maglia dell'Arzignano di Final Eight di Coppa dopo quelle giocate con il Cosmos, un Cosmos che tu hai anche guidato, che manca da un po' di anni, c'è sempre stato il Cosmos. Sì, quest'anno sono abbastanza in difficoltà, squadra nuova, mister nuova, è stata una grande rifondazione, quindi probabilmente hanno pagato un po' in questo avvio di stagione. Intanto iniziano già ad arrivare anche componenti giocatori del Conegliano in giubbotto giallo-blu, l'Arzignano che resta lì in zona d'attacco, ancora una rimessa laterale. Matteus, autore di un gran gol qualche settimana fa in campionato, pronto a fare partire il cronometro, palla dietro per il capitano Iabre che cerca di farlo sfilare per Castrati, capisce tu quanto Bresolin che rilancia comodo sulla corsia di sinistra dove la difesa dell'Arzignano si è perso un giocatore avversario. Garbuglio, palla in mezzo, fermato, Umana non può neanche lui arrivarci, non c'era arrivato neppure il numero 21 Tommaso Marchiori. Allora l'Arzignano può ripartire da dietro, un Arzignano che però probabilmente anche per i pochi cambi sta cercando di tenere comunque basso il ritmo del gioco per non spendere troppe energie. Sì, oggi rotazioni limitate per il mister e per l'Arzignano, quindi credo stanno un attimo dosando lo sforzo. Zuccon, ultimo di movimento per Iabre. Ricordiamo, giusto per tirargli anche le orecchie, ad esempio Concato manca perché l'anno scorso si è preso un rosso con 3 giornate di squalifica nella finale di Coppa DC2, persa contro la Mestre Fenice, che ricordiamo tornerà più tardi in campo, sarà in campo più tardi, squadra di ragazzini terribili. Fraccaro, Marchiori, ancora per Fraccaro, si fa vedere Garbuglio che riceve il pallone, lo gira in mezzo. Zuccone capisce tutto quanto, deve fare ripartire l'azione dell'Arzignano per Castrati che cerca di dare il pallone dietro, non c'è deviazione, quindi rimessa Marca. Piano piano si iniziano anche ad alzarsi i ritmi, 2,5 sul cronometro. Mi sembra di vedere molta attenzione in campo, le squadre sono molto concentrate, attente a non sbagliare perché il minimo errore può aprire la partita. Fraccaro intanto per Garbuglio, la palla sbatte su Umana che non si accorge, la può ripartire l'Arzignano con Capitan Mommi Iabre, una delle colonne portanti, ripartito con questo Arzignano. Attenzione, bella la palla per la corrente, il vantaggio di Mattia Umana, una giocata da PlayStation, una palla a liberare dentro Umana che tutto solo ha infilato Gonnella. E a 2,46 lo rivediamo la Marca, bella giocata di Capitan Garbuglio, giocata di fino di Garbuglio. Bravissimo Umana a imbucare per Garbuglio e inserirsi coi tempi giusti. Garbuglio gran giocata, fa passare il pallone,
e bravo Umana a metterla dentro. Subito la risposta dell'Arzignano con Bresolini che non riesce a trattenere il pallone sulla conclusione rasoterra di Capitan Iabre, concede soltanto il corner. Matteus De Sacarvaio, maglia numero 7 della formazione arzianese, a scodellare dentro il pallone, dietro per Zuccon che la alza troppo, nessun problema allora per Bresolin. Anche dalle palline attive abbiamo già visto tra ieri e oggi, la prima partita, vari gol, insomma bisogna fare moltissima attenzione, Roberto. Possono essere un fattore, se fatte bene possono essere determinanti, soprattutto in partite così molto equilibrate. Intanto fa sfilare il pallone Marchiori, lo gioca bene dietro, riceve gli applausi di mister Regondi e la sua panchina. Fraccaro, giro palla, il pallone però è uscito, dunque laterale all'altezza quasi della linea di metà campo per la squadra di mister Luciano, sotto nel punteggio in avvio di gara. Subito una doccia fredda con il gol di Umana su servizio spettacolare di Garbuglio. Zuccon contrastato proprio dal numero 17 Garbuglio e del 19 Umana, ma sul fondo Matteus, poi sul rimpallo il pallone è uscito laterale. Allora sarà ancora la Marca a ricominciare il gioco. Ricordiamo, nell'eventualità di una partita che terminasse in parità dopo i tempi regolamentari, ci saranno direttamente i calci di rigore. E chiedo scusami se vai su a dire che non sentono bene l'audio da casa. Sì, speriamo, perché costo doppio se non mi sentono a casa, diglielo. Grazie, speriamo si possa risolvere. Quindi tutte le cazzate che ho detto non hanno sentito, Roberto. Ringraziamo intanto mister Scarpa per l'incipit. Palla in mezzo, quello di Zuccon, non c'è nessun giocatore che raccoglie, termina alle spalle del lato corto della Belbote Arena, dunque sarà Roberto Bresolin a far ripartire il cronometro. Tutto ok, allora si sente bene. Anche te non ti sento. Pronto? Dicono che si senta, non lo so. Io mi sto sentendo. Monica qualche cazzata l'ho detto, vero? Si sta ridendo Monica. Dato primo cambio per l'Arzignano, è entrato Vittorio Negro, Supercoppa, Castrati, la finta di Castrati, danza col pallone, lo scarica dietro per Zuccon che non trova lo spazio per calciare, serve Matteus, difende molto bene la formazione di mister Regondi. Seguiamo questo tentativo di incursione di Matteus che gira dalla parte opposta per Zuccon. Ora si sente, grazie ovviamente a chi sta alla regia. Intanto entra Erragi, il buon Michele Di Giambattista, che ha subito risolto il piccolo problemino che avevamo avuto in avvio di gara. Palla che arriva a Gonella, stavo appunto dicendo, difende molto bene la Marca. Come ti dicevo prima, Stefano, la Marca mi sembra molto attenta, ha iniziato bene la partita e in fase difensiva non concede spazi. L'Arzignano con un ritmo basso ci sta provando, ma fa fatica a trovare lo spazio giusto. Intanto entrata scomposta di Fraccaro su Negro, che va a sbattere fortunatamente senza conseguenze sulla parte opposta alla nostra postazione. Tra l'altro Arzignano, che è la miglior difesa del girone di andata con solo 22 gol subiti, attenzione, Matteus incespica sul pallone, poi lo regala alla formazione avversaria. Fraccaro per Bottega, entrato in campo, un sinistro di prima intenzione, non c'è deviazione, dunque ripartirà Gonnella. Attenzione a non aprirsi troppo perché diventa pericoloso per entrambe le difese. Assolutamente sì, perché appena ti apri ci sono giocatori in grado di sfruttare gli spazi e colpire. Ancora Arzignano, Negro, ultimo di movimento per Zuccon cercava di far partire Negro, ancora Negro solitario, Zuccon, serve invece Ciro De Cristofaro che riceve il pallone, lo sfila per Castrati, viene fermato da Fraccaro e qui c'era un'evidente trattenuta non ravvisata, ha rischiato anche il cartellino giallo il numero 15 Castrati, non è stata ravvisata, d'accordo le proteste, punto e basta. Direi che il fallo e il relativo giallo era abbastanza evidente, ma succede a volte che
non la vengano velocità visti. anche del calcio a 5 a volte, insomma, hai già lo sguardo proiettato in avanti. Castrati, e qualche partita nel nazionale l'ha giocata d'esperienza. Bella la palla per Zuccon che trova il pareggio. Gianluca Zuccon, 5,56, tutto da rifare, e direi, per quello che si è visto, insomma, pareggio meritato per l'Arzignano. Sì, anche qui una imbucata, inserimento di Zuccon. Castrati tiene bene palla la suola e Zuccon da lì è una sentenza. Se l'erano dimenticati. Zuccon, gol numero 16 tra campionato e Coppa, 15 ne ha segnati nel girone di andata. 1-1, è partita che si fa ancora più interessante. Fornasier intanto pronto a giocare dietro il pallone per Nesson Fraccaro, che fa sfilare a destra verso Erragi in imbucata per Bottega, che non trattiene il pallone, lo recupera ancora la difesa d'Arzignano. Castrati dietro per Gonella ancora verso Castrati va via su corsia laterale di destra, va via Bottega, va via anche Fornasier. Castrati, grande giocata, serve bene per De Cristoforo, va a calciare un sinistro che si perde addirittura in fallo laterale. Forse qui si poteva fare meglio. Sì, lo spazio c'era, l'azione di Castrati è stata importante, ha fatto una bellissima giocata, ha liberato anche bene il compagno, la conclusione è stata delle migliori, poteva essere un'occasione molto pericolosa. Raggi, imbucata, attenzione per il neo entrato Zandona, uno dei giocatori con maggiore esperienza, il vice capitano, terzo come presenze all time per la marca Futsal Montebelluna, con 127 presenze e 56 gol all'attivo, giocatore da fare, su cui fare affidamento e fare molta attenzione. Bottega intanto fermato, giro palla proprio per Zandona, che non riesce ad indirizzare il pallone verso nessun compagno. Dopo un avvio dove le difese concedevano poco o nulla, adesso abbiamo assistito a più di qualche occasione, magari gli spazi cominciano ad aprirsi. Intanto è entrato anche Fochesato, fa giocare anche i suoi giovani, mister Luciano. Palla per De Cristoforo, il colpo di testa telefonato tra le mani di Bresolin, che fa ripartire subito l'azione. Ottimo il recupero di Zuccon, che dopo tanta esperienza in Final 8 avrebbe voglia di provare ad alzare quella coppa. So che ci tiene molto, vediamo se quest'anno sarà l'anno buono. 8 squadre, che comunque grande equilibrio. Poi si sa, si azzerano i valori visti in campionato, perché in una sfida secca può succedere di tutto. Raggi per Zandona, il tacco, voleva fare velo per Bottega, che comunque era già partito verso lidi diversi rispetto a quelli del pallone. Rientra intanto Capitan Iabre. De Cristoforo, si accentra De Cristoforo, con la punta cercava Negro, ci mette un piede Bottega, allora palla che arriva da il numero 12 Gonella, ancora Arzignano, una difesa che sembra ferma, quella del marca Futsal Montebelluna, ma che non lascia spazi. Roberto, attenzione qui a Negro che va sul fondo, viene fermato. Mister Regondi si affida a una zona e all'inizio l'abbiamo sentito molto silenzioso, andava tutto bene, ora si apre qualche crepa. Ottima l'imbucata per Fornasier, e poi quando Gigi palla si sente inizia a farsi sentire. Giustamente. Intanto problemini laddove non batte il sole per Gonnella. Speriamo nulla di grave, no, basso ventre, direi pancia, ma la pancia lui per sua fortuna non ce l'ha, e forse anche per quello, insomma, che ha preso il corpo. Grande comunque l'imbucata, l'apertura per Fornasier, tanta roba. Non si sente più dicono che va a colpi. Anche ieri abbiamo avuto dei problemini tecnici con la fibra, la gente a casa in vacanza sarà su Netflix a guardarsi un po' di serie e quindi ci tolgono valori. Vediamo se sarà il caso anche di utilizzare magari un surplus con il modem volante. Zandona, l'apertura, Negro ci mette una pezza nel pallone che arriva a Raggi. Fornasier, ultimo di movimento, lo scarico per Zandona, palloni troppo regalato agli avversari e l'Arzignano non può regalare nulla. Rispetto ai suoi compagni, sì, qualche errore di troppo in questi primi minuti in campo.
Negro prolunga per De Cristofaro, fa buona guardia Fornasier, Bresolin riparte lungo per Bottega, palla proprio per Zandonà che di testa appoggia dalla parte opposta per Bottega, bravissimo Negro a prendersi il pallone. De Cristofaro da calma, sfilando dietro la sfera a Momigliabre che gira focasato sulla sinistra, Erragi di fisico, poi arriva in un secondo momento il fischio falloso, primo fallo, partita intensa ma corretta. Sì, fino adesso non ci sono stati episodi, a parte prima la trattenuta che dicevamo, quindi partita corretta. Qualche problemino per Fochesato che riceve anche le scuse di Erragi. Sportività, siamo all'inizio della partita 1-1, inizio della partita 10:42, chiede il cambio, non ce la fa. Fochesato probabilmente colpito in malo modo, subito allora si adopera lo staff medico con Sergio Zanconato, preparatore dei portieri, addetto alla bomboletta magica. L'imbucata non riuscita a Raggi, ma recupera bene Iabre, palla veloce, potente di Cristoforo per Negro, Fornasier ferma Negro, cerca di ripartire, laterale Arzignano, già battuto da Matteus, se ne sta per andare il primo quarto di gara. Soltanto 2 gol, attenzione, seguiamo qui Negro che cerca di andare sul fondo, mette in mezzo un pallone da parte opposta per Iabre che si accentra, non riesce però a trovare specchio di porta, ancora Negro, dietro per De Cristofaro, non era posizionato bene col corpo ma grande occasione. Sì, azione molto pericolosa dell'Arzignano, il mister probabilmente ha capito questa difesa a zona, ha iniziato a mettere l'uomo fra le linee e l'Arzignano sta iniziando a creare qualche occasione in più. 10 al termine intanto del primo tempo, 1-1 tra Marcafuzza Montebelluno ed Arzignano, era andato in vantaggio la squadra trevigiana, poi il pareggio firmato da Zuccon che solitario ha messo alle spalle di Bresolin, Arzignano che riparte da dietro con Matteus, fa scorrere il pallone oltre la linea di metacampo, azione lo arresta Pima, supera ora la linea di metacampo, palla per De Cristoforo che però lo accompagna oltre la linea nera, voleva forse un fallo il 22 biancorosso che protesta con il signor Bortolozzo di Padova, irremovibile sulla sua giusta decisione di chiamare il pallone fuori dal campo. Zandonà, palla avanti per Capitan Garbuglio che gira dalla parte opposta verso Erragi sul fondo, occasionissima, non arriva Zandonà, il tap-in, Arzignano che deve fare attenzione. L'Arzignano deve stare molto molto attento, gran giocata di Erragi, Zandonà per poco non ci arriva, occasione ghiotta. Un missile terra-aria e non siamo dall'altra parte dell'oceano, forse più che un passaggio era un tiro questo, vista la potenza, assolutamente, era poi un se tiro. Zandonà ci arrivava Tanto di guadagnato guadagnato dall'altra parte, però grande numero comunque la giocata di Erragi nello stretto che ha illuso l'intervento avversario. È sempre stata una sua qualità, l'1 contro 1 lo fa molto bene ed è molto pericoloso. Palla allungato per Garbuglio che di testa accompagna però a Zuccon il contropiede, bravo Bresolin a deviare e si è sentito anche il tocco del palo. Come ti dicevo prima, Zuccon da certe distanze è una certezza e quindi è sempre molto pericoloso. Ha scaldato il piede per un eventuale tiro libero, chissà. Palla per De Saccarvaglio che non riesce a tenerla buona, poi gliela regala un giocatore della marca Fuzza, il numero 23 Giacomo Fornasier, allora resta nella metacampo avversaria la formazione di mister Luciano che ha fatto rialzare in piede Castrati, palla per Zuccon, libero, bravissimo ancora Bresolin, allora può scattare fuori ma non riesce, è troppo profondo il passaggio per Limado Nascimento, qui quadrato la maglia 22, Zuccon però non puoi permetterti di lasciarlo libero in area. Assolutamente Stefano, troppo spazio e come ti dicevo prima Regondi sta alzando la voce, nota dei buchi difensivi, sta cercando di sistemare i suoi. Zuccon per Capitan Iabre, ancora dietro dal numero 10 biancorosso, Matteus, il fraseggio all'altezza della linea di metacampo, ottimo a tagliare il campo, ma è bravissimo Fornasier a capire dove andava a finire il pallone. Limado Nascimento cercava sul secondo palo Capitan Garbuglio, veloce al recupero difensivo di De Cristofaro che evita la minaccia, concede soltanto il corner che lo stesso Fornasier va a battere dietro per Erragi che alza un pallone altissimo, cambia Arzignano intanto. L'anno prossimo bisogna fare una seconda tribuna di là,
perché oggi Belbottega Arena è la seconda partita già ricca di appassionati, tifosi, addetti ai lavori, ovviamente molto pubblico. Ovviamente la Final 8, tu avresti preferito essere sotto la Diciamo di sì, conoscendoti. Sarebbe stato il quarto anno, speriamo di tornarci presto, dai. Dicono non c'è 2 senza 3, il quarto infatti non l'hai fatto. Entra intanto Giuseppe Tedesco, palla spizzata di testa da Zuccon, prolungata poi da Garbuglio che non riesce a indirizzare verso Lima. Allora Gonnella, facile, comodo, fa ripartire per Matteus sotto la nostra postazione, riceve Zuccon con la suola destra, alza la testa Zuccon, scodella per Negro, lo scambio con Castrati che mette giù un pallone, lo ha allungato un po' troppo, non è riuscito a dar fastidio a Bresolin. Tedesco intanto per Raggi, pressione alta quella dell'Arzignano che mette in difficoltà una Marca che non riesce ad uscire bene. No, fa fatica a costruire il gioco, ma la partita è abbastanza chiara. Arzignano che fa possesso e Marca che prova a rubare palla e ripartire, colpire in ripartenza. Situazione pari anche a livello di falli, 7-11 da giocare, il fallo commesso da Zuccon, tanti 1 sul tabellone di questo primo tempo e il secondo quarto di finale, alle 19 ci sarà sfida tra Atletico Conegliano e Mestre, finisce alle 21:30 l'ultimo match tra Union Diawi e Infiniti Futsal Godego. Domani invece le semifinali con il femminile ad aprire le danze, che ha dato palla scodellata, la difende bene Matteus, e poi semifinali maschili a chiudere la terza e penultima giornata di gara. Martedì invece festeggeremo l'Epifania con le 2 finali. Zuccon cercava Negro, Tedesco capisce tutto quanto, fa ripartire Lima da Nascimento, Fraccaro rientrato tra l'altro nel quartetto di movimento, un tiro di potenza, non lo trattiene Gonnella e poi arriva anche la deviazione di Gonnella, astuto qua Garbuglio a cercare comunque fino all'ultimo di provarci. Esatto, ed si è guadagnato un calcio d'angolo che può essere importante. Allora, per Lima anche lui non sistemato bene con il corpo, attenzione al rinvio comodo di Negro, si era mosso veloce Castrati, ha atteso qualche secondo di troppo Gonnella che infatti un po' con se stesso si arrabbia, poteva nascere qualcosa di importante. Castrati Matteus dalla parte opposta, numero 7 biancorosso, che una coppa l'ha vinta nella fantastica finale non per il Padova di Brendola, non so se ti ricordi. Sì, ero presente, clamoroso finale. È una delle partite che mi rammarico di non aver commentato, perché sei andato a casa e avrei chiesto un mese di mutua per problemi alle coronarie, alla pressione, tutto quanto. Corde vocali, tutto quanto. Rigori, poi decise i rigori tra l'altro con Marco Boncato che oggi è assente. Negro intanto non riesce ad andare via, bravo Fraccaro a chiudergli lo spazio di ripartenza. Ancora Arzignano, 5:50, Castrati Matteus a concludere la distanza, colpisce in pieno Tedesco, poi Castrati ne vive ancora il possesso per l'Arzignano, Matteus sfila a destra per Negro, ancora il giro palla di biancorossi, ecco la pressione che si fa alta, ottima l'imbucata di Zuccon per Matteus che va via sulla corsia laterale, il pallone non è uscito, il direttore di gara ha fatto segno di continuare, si era fermata la difesa della Marca Futsal Montebelluna. Garbuglio, attenzione, diventa spigolosa ora la partita, Fraccaro ferma Castrati, si fa giocare. Here we are in the final of English Futsal Championship. Si fa giocare, si gioca in inglese. Zuccon intanto tra le mani di Bresolin. Poi sì, in questo frangente gli arbitri hanno fischiato poco, un fischio ci poteva anche stare. Ci poteva stare, ma è anche bello veder giocare. Intanto non lo trattiene, bravo Garbuglio, poi il pallone sfila fuori. È finito il primo tempo? No, c'è da redarguire Garbuglio, il signor Bortolozzo di Padova chiama a sé il capitano della Marca Futsal Montebelluna, la rimessa laterale comunque per la Marca. Tra l'altro nessuno di due mister ha ancora chiamato il time out, 4:53 da giocare, deve fischiare ovviamente il direttore di gara prima di far ripartire il gioco. No, nessun mister è ricorso al time out, si vede che entrambi sono soddisfatti di quello che stanno vedendo in campo. Lima, scodella per Garbuglio, la palla per Lima che entra bene, buona occasione
La Marca quando si sveglia ogni tanto da certi torpori può essere veramente... La velocità è una loro arma, è la terza volta che c'è l'imbucata per l'inserimento, stanno sfruttando questa cosa, sta pagando in termini di pericolosità e quindi insistono giustamente su questa giocata. Tedesco dietro per Bresolin, bravo ad aprire ma non del tutto perché Zuccon si prende il pallone, fallo di mano, qui c'era secondo te? Sì, mi sembrava, era scivolato bene, poi però il pallone è rimasto lì, secondo me la mano... È un fischio corretto. La mano c'era. Anche se la panchina si è abbastanza lamentata, sì. Però mi sento di dire senza vedere il replay, in attesa del replay, che ci sta. Sì, anche secondo me c'era, perché subito si è preso col corpo, poi il pallone è rimasto lì e vuoi o non vuoi, insomma, il movimento della mano c'è stata. Va bene che comunque sia una punizione da distanza siderale, anche se Zuccon sa regalarci... Ma diciamo che la Marca secondo me si è lamentata più che altro per la possibile ripartenza, è quello il rammarico. Gonella, palla sotto il piede, un rilancio lungo che termina in fallo laterale della parte opposta del campo. 4 minuti e 7 secondi ancora da giocare, 1-1 la Belbote Arena, secondo quarto di finale di questa seconda giornata live sul canale LND del Veneto. Fraccaro spara ma trova Fochesato, tra l'altro il 32 è rientrato in campo qua inquadrato, quindi nulla di grave per fortuna di mister Luciano. Probabilmente aveva messo un po' male la caviglia, si è sistemato il problema. Umana, lo scambio cercato con Garbuglio che si riprende per qualche istante il pallone, poi lo fa sfilare fuori dal rettangolo di gioco, laterale già battuto a Zuccon per Capitan Iabre. 3:40, Fochesato sulla destra, cambia lato andando a sinistra verso Zuccon che alza la testa, l'imbucata avanti per Iabre, fermato nei modi e nei tempi giusti da Tedesco che ora va in panca a rifiatare, rientra Erragi, buona prova del giovane numero 4 Giuseppe Tedesco. Zuccon, ancora Arzigliano, regalata la palla alla Marca, Umana in mezzo ancora e arriva il time out chiesto da mister Luciano. Ti stavo dicendo forse sarebbe il caso ed ecco che è arrivato. Cosa andrà a dire secondo te mister Luciano ai suoi ragazzi? Ma secondo me il mister chiederà di continuare quello che stanno facendo, chiederà sicuramente attenzione in fase di possesso a non concedere ripartenze, perché la Marca è una loro caratteristica, sono molto veloci, rapidi, quindi in ripartenza possono essere molto pericolosi. Chiederà un possesso palla di qualità, senza rischi, e quando ci sarà qualche spazio cercare di approfittarne per essere pericolosi. Mister Regondi invece, buona prova fin qui dei suoi, cosa c'è da sistemare secondo te? Qualche svalore c'è stato, ma comunque una difesa anche ben accorta. Sì, secondo me in questo momento Regondi chiederà attenzione nell'uomo dell'Arzignano che va fra le linee, quello gli sta dando un po' fastidio e quindi chiederà maggiore attenzione sull'imbucata in mezzo nella loro fase difensiva. La sirena richiama in campo le squadre, doppia sirena. Sì, qua oggi non ci sprechiamo con le sirene, non c'è problema. Come dico sempre, beata la sirena che suona, che suona. Sì, mi hanno detto che non posso usare certa terminologia quest'oggi. Siamo sul canale. Chi mega suga il canale? Disse nella pubblicità, non si dice il nome però è la pubblicità. De Cristoforo, 180 secondi ancora, questo primo tempo ancorato sull'1-1 con Matteus pronto ad entrare come portiere di movimento, pressione alta, Zuccon strano ma non stranissimo, insomma si sta sempre usando di più. Ecco qua che errore che stava rischiando Capitan Iabre, dovete decidere se entrare o non entrare, è molto pericoloso. Erragi intanto fermato, Zuccon si prende il pallone, parte in velocità, è braccato da 3 persone, poi ci arriva Nelson Fraccaro che l'esperienza gli sbarra la strada. C'è stato un momento di indecisione, Gonella non si sentiva sicuro se abbandonare la porta o restare, ecco il motivo del time out. Oggi ci può stare però come scelta tattica, perché le poche rotazioni
costringono un po' anche il mister Luciano a giocarsi questa carta per gestire il possesso e far passare un po' i minuti. Io che non sono tecnico vorrei dirti che forse la lentezza nel cercare di uscire ha dato quel dubbio anche a Gonella, esco o non esco, perché insomma vedeva anche lui che non c'era velocità, profondità, e adesso intanto l'Arzignano con Matteus a 1,45 dentro con il portiere di movimento, Melina per far passare i secondi, però attenzione perché la porta è libera. L'importante è farlo con pazienza, con tranquillità e soprattutto non rischiare nessun tipo di giocata, ma gli uomini in campo ci sono per non correre rischi. 1,20, Jabre ferma lì il pallone, Zuccon. Allora, siccome il nostro è uno sport dinamico, uno sport di velocità, forse bisognerebbe inserire nel regolamento la possibilità di non giocare tot secondi nella propria metà campo, comunque per renderlo proprio veloce. Cosa ne pensi, Roberto? Seguiamo De Cristoforo, il tiro, il doppio palo che non vale gol, 2 pali nello stesso tiro di De Cristoforo, recupera con il pallone Arzignano, sfortunato qui la formazione bianco-rossa, il fallo di De Cristoforo che ha rischiato, ma che occasione, la rivediamo, grande azione personale, e poi c'è anche il time out di Regondi. Tin. Tante cose da dire. Allora, intanto time out di Regondi, credo per uno schema, visto la buona posizione di campo, e grande occasione dell'Arzignano, ha costruito un buon tiro e la fortuna non è stata dalla loro parte. Tornando al regolamento, potrebbe essere una soluzione, una volta il portiere poteva stare proprio a metà campo, hanno spostato che il portiere deve andare nella metà campo avversaria, potrebbe essere una variante nelle prossime novità regolamentari. Chissà se arriverà, anche perché ci sono tante partite dove fermano il gioco, si mettono lì ad aspettare, ovviamente l'Arzignano con poca rotazione ha altri 20 minuti davanti, ha bisogno di rifiatare, sta rifiatando, ha bisogno di rifiatare, insomma, e comunque con intelligenza si è resa pericolosa. Non è assolutamente una critica per colui che deve offrirmi una birra, il buon mister Luciano, più tardi, assolutamente, è anche una giocata di intelligenza che però... Te lo volevo dire io, dimostra grande intelligenza, sicuramente l'hanno preparata, è una cosa allenata, preparata, e per quanto riguarda l'aspetto tattico secondo me è anche una cosa bella da vedere. Quando una punizione, 53 secondi ancora da giocare in questo primo tempo, Raggi, il numero 10 della marca Futsal Montebelluno, sul punto di battuta. Però ne risente un po' il ritmo della partita e questo non è spettacolare, però fa parte del gioco, soprattutto in gare secche, partite come queste bisogna pensare anche ai 3 giorni per la squadra che vogliono arrivare in fondo. Il fischio, la rincorsa di Raggi che conclude, Gonella ci mette una mano, la mette in corner. Rivediamo la punizione, Arabella angolata. Si era preparato lo schema con Bottega, vedi, al lato della barriera, ma Raggi ha preferito calciare. Bottega calcia, sbatte su Castrati il tiro del numero 8 trevigiano. Raggi gioca ancora un pallone, lascia lì lo spazio di calciare a Bottega, poi Fraccaro cercava di invitare Umana dentro l'area, la difesa dell'Arzignano però respinge il pericolo. 44 da giocare sul cronometro della Belbotea Arena dei signori Menicati, Treviso e Bortolozzo di Padova. Gonella concede il pallone, poi Bottega, è bravo Gonella a recuperare, l'errorino suo ha rimediato però subito in modo efficace. Diciamo ha pareggiato, grave errore e buonissimo rimedio. 20 secondi ancora da giocare. Ultima azione probabilmente d'attacco con Matteus, nuovamente impiegato dentro come portiere di movimento, non può tenere in campo il pallone, palla per Bottega, Bottega fermato da Jabre in modo impeccabile, palla per Castrati, siamo già dalla parte opposta del campo, il fallo di Bottega che si prende anche il cartellino giallo, indica in modo vistoso che aveva colpito prima il pallone, vista da qui anche a me sembrava che fosse arrivato prima sul pallone. Forse lo rivediamo, forse anche no. Fatto sta che a 6 secondi dalla fine adesso l'occasionissima è per l'Arzignano. Ma è un fallo molto molto simile a quello di pochi secondi fa De Cristoforo. E 2 falli molto simili, forse non avrei dato il giallo in nessuno dei 2 falli, però se li hanno uniti entrambi ci può stare. Ci sta, l'importante giusto. È lo stesso metro. Sì, io mi ero dimenticato di quel fallo, hai ragione.
Per fortuna abbiamo anche i tecnici qua in postazione, se no a cosa servirebbero? Punizione, l'ultima occasione, però Arzignano che lì aveva giocato malissimo a livello di movimento, regalando praticamente una rimessa laterale pazzesca, poi bravi a recuperare il pallone. Arzignano Fischio. che mantiene fuori il portiere. Matteus per Zuccon, la piazzata, il pallone che resta lì, la palla, mamma mia, Castratti, la girata di Feiza Castratti a un secondo dalla fine, e qui vedi l'esperienza e la forza di un giocatore che ha anche vestito la maglia della nazionale di appartenenza. Lo rivediamo, un pallone che carambola dietro d'opportunismo, la girata, gran gol di Feiza. Però grave errore in fase difensiva della Marca, non liberare quella palla. Errore pagato a carissimo prezzo. Proprio in zona Cesarini di un primo tempo che sembrava avviarsi sulla via dell'equilibrio, al riposo l'Arzignano la rimette davanti con il gran gol di Feiza Castratti. Roberto, tra 10 minuti ci diamo qui per il secondo tempo del vostro test, sempre live sul canale LND del Veneto.
ha usato e sfruttato proprio Matteus, ora rientrato in campo con la maglia biancorossa per cercare un attimo di tenere bassi i toni, pochi girocambi. Tra l'altro Edoardo Gasparella è arrivato dall'Under 19 del Cornedo, un ultimo arrivato. Chissà se anche troverà spazio. il suo attuale ex direttore sportivo Michele Pretto fra il pubblico appena arrivato sarà venuto a vederlo se scenderà in campo, e lo saluto. Salutiamo ovviamente anche tutto il Cornedo, una delle società che punta molto sì sulla prima squadra ma anche sul vivaio, sul settore giovanile. Matteus, bene la girata dalla parte opposta per De Cristoforo, ancora Matteus, difende sempre bene la formazione della Marca. Attenzione Garbuio per il tiro di Marchiori che ribatte su un avversario, va via De Cristoforo che poi di fatto regala il pallone a Garbuio, il capitano della Marca, un sinistro morbido, subito un paio di errori giusto per continuare quello che è stato un po' anche il leitmotiv nel primo tempo, sia da una parte all'altra, troppe palle buone concesse agli avversari. Sono d'accordo Stefano, mi trovi pienamente d'accordo. Sarà interessante vedere questo secondo tempo, la Marca sta già alzando di qualche metro la propria pressione, sarà interessante vedere l'Arzignano che soluzioni troverà, perché cercherà di abbassare i ritmi ancora di più, mentre la Marca cercherà di alzarli e rubare palle il prima possibile. Costretto di fatto a regalare il pallone agli avversari De Cristoforo, che ha concesso una rimessa laterale già battuta alla formazione di mister Regondi che manovra con Marchiori, ora Fraccaro, lo scambio con Umana, palla profonda per Garbuio, riparte l'Arziano però con Matteus, recupero importante, poi bravo Fraccaro a mollare la palla sul Matteus, ma Fraccaro insomma in fase difensiva lo possiamo definire un bel cagnaccio, difficile superarlo, un mastino sì. Negro con il ginocchio spizza in fallo laterale, già battuto, palla per l'inserimento, Marca che si inserisce molto bene, deve fare grande attenzione alla difesa dell'Arzignano, l'abbiamo già visto fare molte volte durante questa sfida. È una loro caratteristica, sono molto pericolosi e lo fanno anche bene, soprattutto con Garbuio in campo, si appoggiano molto a lui nelle imbucate, poi cercano l'inserimento. Castrati sul gol in extremis a decidere fin qui la sfida, De Cristoforo dalla parte opposta per Castrati, un dato visto da Umana, arretra Castrati, l'aiuto di De Cristoforo in blocco, Castrati, giocata di fino, ancora Castrati, palla in mezzo, gran giocata, Bresolini ora che può uscire dalla propria area di competenza, palla per Fraccaro fermato da De Cristoforo, che giocata di Castrati. È stato anche bravissimo a portare i suoi in vantaggio, perché ok l'errore della Marca, però poi bisogna metterla dentro la palla, ha fatto una gran giocata e anche adesso è mancato l'ultimo passaggio. Sarebbe venuto giù mezzo palazzetto, attenzione ancora Castrati, il tiro, questa volta c'è Fraccaro che devia in corner, sarebbe venuto giù mezzo palazzetto, a mezzo almeno quello di fede biancorossa, molti tifosi arrivati sia dalla Marca che da Arzignano per seguire i propri beniamini. Castrati stasera sembra molto ispirato. Qui però forse la più facile dell'occasione, anche se un pallone non era difficile da domesticare, quello che gli è arrivato lì sul corner di Matteus. Probabilmente non si aspettava che la palla passasse e si è fatto trovare leggermente impreparato, ma non era una palla semplice come dicevi tu. 3 minuti passati, ne mancano 17, Marca che si riaffaccia in avanti con Fraccaro, fermato da Castrati, positivo anche in fase difensiva il 15 biancorosso, palla per Umana, il pallone sbatte ancora su Castrati, prima lo aveva fatto su Negro, palla ancora in fallo laterale per la formazione di mister Regondi. Fraccaro in mezzo per Garbuio, Fraccaro, la suolata alta di Matteus per De Cristoforo, costretto a dare indietro per Castrati che torna in possesso a far girare palla a destra per Matteus, pressione, poi Matteus si perde il pallone, corner dunque per la Marca, inquadrato Matteus che poc'anzi ha buttato fuori il pallone, palla per Fraccaro, arriva comunque Marchiori sull'imbucata di Garbuio, poi Fraccaro da dietro a Bresolini, si riparte da dietro. Roberto. Sì, seconda palla persa in pochi minuti da parte dell'Arzignano, con la Marca che come dicevamo prima sta alzando un po' e l'Arzignano sta trovando qualche difficoltà.
Qui intanto danza sulla riga Matteus che tiene vivo il pallone, fuori Umana, rientra Erragi, qui inquadrato invece col numero 21 Tommaso Marchiori, torna in una zona d'attacco l'Arzignano, che costruirà una nuova azione offensiva. Matteus, palla in mezzo per Castrati, Erragi costretto a lanciare lontano, Capitan Garbuglio però non la trattiene, ancora la formazione biancorossa di mister Luciano, su palla inattiva De Cristoforo, giro palla ora per Negro da parte di Matteus che torna ad avere il possesso del pallone, si defila Gonella che riceve la sfera dal numero 7 biancorosso, pasticcia un po' Gonella, comodo per Negro, un po' comunque l'Arzignano sta commettendo qualche errorino di troppo, forse non si aspettava, attenzione, seguiamo Castrati per De Cristoforo ha ancora la traversa, il terzo legno, quello di Ciro De Cristoforo, doppio palo in un'azione del primo tempo, ancora De Cristoforo vuole il gol, lo meriterebbe per quello che ha fatto, ma non è ancora arrivato per lui. Arzignano comunque sempre avanti nel punteggio, Matteus, Negro, va via Marchiori, la girata ancora De Cristoforo, si addomestica il pallone che resta ancora lì, poi gli sbatte contro. Arzignano che quando vuole, quando alza il ritmo però diventa veramente una macchina difficilmente da tenere a bada. Sì, la qualità è tanta e quindi quando si apre qualche spazio sono molto pericolose. Stavolta è stato il legno a fermare. Abbiamo intanto rivisto anche il replay dell'ultima azione, Garbuglio a tagliare tutto il campo, non è preciso però per Raggi, il laterale Arzignano con Fochesato, Zuccon ora, servizio per Negro che torna ancora dal suo 10, avanti per De Cristoforo, Zuccon pressa alto, ora la marca, ma esce bene Negro che viene fermato senza il fallo, marca allora che può cercare di ripartire, il tunnel Garbuglio si allunga il pallone che gli si rialza, poi viene regalato praticamente a Fochesato che può ripartire per l'Arzignano, un 3 contro 3 però perché Zuccon aspetta il movimento anche indietro di De Cristoforo, ancora Zuccon, bravo, delude l'intervento dell'avversario, Zuccon, un dritto per dritto qui, quello di Zuccon, parabile, non dico da tutti, ma insomma un tiro comodo anche per Bresolin. Questo sì, non è stato un tiro particolarmente pericoloso. È stata una bella giocata però di Zuccon, si è liberato molto bene, è mancata la conclusione. C'è il fallo di Fochesato su Fraccaro, almeno così volevano i tifosi, attenzione il contropiede e poi Fochesato, qui c'è stato l'egoismo, si arrabbia infatti Zuccon perché lo rivediamo, ecco. Si era liberato magistralmente sul secondo palo. È mancato l'assist, sarebbe stato un gol facile per Zuccon. È mancato l'assist, sì. Raggi per Bottega protegge, scarica dietro a Fraccaro che va subito da Zandonà la giocata laterale per la formazione trevigiana. Marca che sta concedendo un po' troppo adesso, sta rischiando di prendere il terzo gol. Fraccaro per Zandonà, la palla spizzata però tra le mani di Gonella, e allora quando mi dicono questa cosa io ricordo sempre, ieri avrebbe compiuto gli anni il buon Lucio Solazzi che lui diceva col suo vocione Rocco: perdere di 1, perdere di 10 non conta, bisogna cercare di vincere sempre. Pienamente d'accordo, soprattutto in partite come questa. Grande Lucio, tra l'altro c'è anche Arzignano che è stata la sua casa per tanti anni, quello era il Grifo. Il lancio lungo intanto di Gonella, direttamente alle spalle di Bresolin, un ping pong tra portieri che vede il numero 1 trevigiano far ripartire il gioco dei suoi. E Raggi servito da Fraccaro. Raggi va a puntare a Fochesato, lo scambio con Bottega che tu per tu, bene Gonella che dice di no, qui c'è il fallo su Gonella che aveva protetto il pallone, lo rivediamo anche nel replay, un fallo non cattivo, forse non c'era neanche, però insomma vengono premiati, passami il termine tra virgolette, i portieri. Sì. Però visto il metro che stanno usando i direttori di gara, forse questo si poteva anche non fischiare, però incide poco nulla sulla partita in questo momento. Gonella non è preciso per Zuccon, laterale di Zandonà già battuto, non è preciso neppure Zandonà, a recuperare allora ancora il Momigliabre, 12:55. Permettimi sul fallo precedente sul portiere, prima la gran giocata della Marca con Raggi che trova Bottega che si libera bene. Bravo Gonella a chiudere lo specchio uscendo prontamente. E Raggi, il 10
va a puntare Zuccon, lo guarda a vista, l'aiuto di Tedesco in blocco, tiro ribattuto, Zandonà protegge il pallone che esce, si accontenta del fallo laterale. 12:34, perfetta sincronia tra cronometro del Belbotea Arena e il cronometro di Monica, promossa a pieni voti. Prima il buon Marini qualche secondo lo ha perso durante la partita, va detto. Qui intanto c'è il secondo fallo, proteste del pubblico, non di Erragi che sportivamente è andato a dare la mano all'avversario. Partita corretta comunque. Sì, per il momento tutti i falli corretti, giusti. Sotto questo punto di vista partita tranquilla, dal punto di vista diciamo disciplinare. Qui intanto Castrati e Erragi inquadrati dal primo piano di Futsal Veneto TV, la regia che vi regala le immagini che stiamo commentando. Qui live della Belbotea Arena, palla per Castrati, la giocata cercata per Zuccon che lotta, si prende un fallo laterale, anche qui stava per uscire una gran giocata corale. Arziano che comunque sullo stretto dà molto fastidio a chiunque. I due pivot Castrati e Garbuio oggi stanno tenendo bene palla e servono bene i vari inserimenti, quindi sono un fattore a tenere molto in considerazione. L'imbucata per Castrati che poi lascia calciare Fochesato che alza di poco alto, Bresolin fa ripartire con qualche brivido per Erragi, la palla che rimbalza sul piede di Castrati, laterale sotto davanti alla panchina di mister Luciano che in piedi dà indicazione ai suoi giocatori. Erragi, giro palla avanti per Bottega si gira, viene fermato in fallo laterale. L'ultimo a toccare dunque è stato Momi Iabre, è angolo, capitano biancorosso. Credo che Luciano abbia deciso di mettere in campo anche Gasparella, è pronto nella zona cambio, una rotazione in più. Tedesco intanto, Castrati cosa con la spalla, ancora Castrati la giocata per Zuccon, Bresolin, gran risposta, quasi un gol fatto. Attenzione però dalla parte opposta con Zandonà, gol sbagliato di nuovo, perché qui è grande Iabre. Che brividi in pochi secondi questo al futsal. Grandissime occasioni, la prima bravissimo Castrati a servire Zuccon, poi bravo Bresolin e qui gran recupero di Iabre che salva tutto. Lo rivediamo, la magia del futsal è questa. Zandonà bravo Bottega, bravissimo Zandonà, ma Iabre gran recupero, scodellato per per Bottega, deviazione in corner, si era coordinato bene l'ex del Conegliano, il numero 8. Tiro che sembrava molto molto pericoloso. Ancora Erragi per Zandonà che si gira, viene fermato, il pallone che resta lì, non c'è il fallo. Erragi per la giocata verso Bottega che calcia di prima intenzione, palla fuori. Adesso vedendo quello che sta facendo Bresolin intanto smanaccia prima con le mani poi rilancia fuori, la marca, il punto del pari lo meriterebbe. Sta iniziando a rendersi pericolosa, ha avuto un paio di occasioni, prima è stata salvata dai Legni da qualche imprecisione dell'Arzignano, ma adesso si sta facendo viva. Partita molto equilibrata, molto equilibrata, come l'è stato anche il primo quarto di finale, poi finito 6-3 per la formazione del Montello, ma sul 4-3 se arrivava il pari della DBS nessuno poteva dire nulla, poi assolutamente con no, la porta vuota hanno preso il largo. Un Miane molto ben messo in campo, bravo mister De Francesca, ha fatto una buonissima partita. Lì a quel punto, come detto prima, te la giochi o la pareggi o rischi, e giustamente se l'è rischiata. Bene palla di Gugonella per Zuccon che si ferma, viene fermato che da Bottega, ottimo l'inserimento della parte opposta proprio di Gasparella che va a toccare il suo primo pallone, subito si può quasi rendere pericoloso il giovane cresciuto nel vivaio del Cornedo. E comunque complimenti al Montello che alla fine la spuntata della prima semifinalista con merito, alla fine è stata una bella partita da entrambe le squadre. Primo posto in classifica, la squadra di Donisi non per nulla, palla in mezzo con Iabre che forse la doveva lasciare a Zuccon che si ma forse non l'ha visto, ma sarebbe stato in ottima posizione Zuccon
che recupera ancora il pallone. Gasparella bene a dare dietro per Castrati, movimento palla verso Iabre, pressione alta ora della Marca con il Raggi che costringe quasi all'errore Zuccone, il pallone però era già uscito, dunque rimessata la battuta Arzignano per Gasparella, Zuccone ancora, Zuccone, Bottega, un rigore in movimento, chiede scusa a tutti, mani tra i capelli, non sono tantissimi però un po' si dispera. Questa è un'occasione sprecata, grave l'ora di Zuccone. Castrati non perdona Feiza Castrati che si gira in posizione pivot, 9,53 Per adesso, ma credo fino alla fine MVP della partita. assolutamente. Sta facendo la differenza per i suoi. Guardiamo qua, A parte il gol, adesso tante belle giocate. doppietta tra l'altro per lui. Stavamo Ha dicendo fintato il passaggio per Zuccone, si è girato. Pum. e non c'è stato modo di contenerlo e l'ha messa sull'angolino, dove Bresolino non ha potuto far nulla. Stavo dicendo prima, grave l'errore di Zuccone, ma altrettanto grave l'errore di Bottega, e poteva essere sicuramente gestita meglio quell'azione lì, quella palla. Da un possibile pareggio a un -2 con l'Arziano che continua ad attaccare. Zuccone sul fondo, Zuccone in mezzo per Gasparella, Bresolin con la punta delle mani fa riprendere l'azione dei suoi, Bresolin dalla parte opposta per il numero 22 Lima Don Nascimento che non riesce a trattenere in campo il pallone. Qui Bresolin ha fatto un tocco in più, ha dato tempo a Gasparella di recuperare, dargli fastidio, e da qui è nato un passaggio impreciso. Poteva essere anche questa una buona ripartenza per la L'ex Barca. blu Amaranto a cercare di spedire avanti per Castrati, fermato da Fraccaro senza il fallo. Marchiori per Fraccaro, non preciso. Direi un buon impatto sulla partita di Gasparella. Assolutamente. Dopo un primo tempo dove non è entrato, mi sembra dato col piglio giusto. Marchiori, la girata comoda tra le mani di Gonella. Iabre, ultimo quarto di gara, 9:20 al riposo finale. Iabre, tanto scippato del pallone, forse commette il fallo su Garbuio, arriva con qualche secondo di ritardo il primo fallo per l'Arzignano. Qui c'è stata un'incomprensione fra i due direttori di gara, Melicati aveva lasciato il vantaggio mentre il collega ha preferito fischiare. Qualche protesta del pubblico per perché la punizione era molto più avanti, Fraccaro, poi se la punizione la sfrutti in questo modo a poco serve, però c'è comunque un corner per lui che è toccato Castrati, già palla girata per Fraccaro, c'è ancora una deviazione che è di Garbuio, bravo Iabre ad alzare la mano a dire sono stato io e dunque corner, bravo Iabre, bravo, sportivo il capitano bianco-rosso, non è da tutti in questi momenti alzare la mano. Fraccaro ancora, bello anche da vedere, assolutamente. Negro per Gasparella, Fraccaro con il corpo mette in fallo laterale. Ti dirò, da qui il tocco sembrava proprio di Garbuio, quindi è stato molto onesto Iabre, molto sportivo ad ammettere il tocco e ad aiutare i direttori di gara. Negro, Gasparella, che poi anche questi frangenti servono per mantenere soft gli animi, perché insomma siamo già entrati nell'ultimo quarto di gara, la fase più calda, dove ci si gioca un accesso alle semifinali, quindi semifinale che vedrà protagonista la squadra vincente domani pomeriggio alle 19, la sfida poi contro le vincente di Conegliano Mestre Fenice, dunque insomma sicuramente semifinali ad alto tasso tecnico, chiunque vada avanti, perché insomma sì, perché non si sono viste le differenze di classifica del campionato. Secondo me mai come quest'anno non c'è una favorita unica, ci sono più favorite, quindi c'è molto equilibrio. Il campionato tra l'altro il 21 novembre l'Arzignano vinse in casa 6-1, era un'altra partita, tutta un'altra storia. Castrati fermato con il fallo da Fraccaro, terzo fallo Marca. Fraccaro peccherà di centimetri, ma a livello di atteggiamento li compensa con grinta, tutto. garra, si fa rispettare in campo. No, volevo solo guardare l'anno di... è un 90, giovane però. Punizione distanza
Vedo mister Regondi che chiama il time out alla prossima occasione. Castrati, Bresolin smanaccia in una corner. Credo potrebbe essere il momento del quinto. Assolutamente per la marca. non vedo ancora nessuna maglia, però sta già, Ha chiamato il time, sta quindi già vediamo. spiegando ai suoi come andare a giocare la prossima azione. Intanto vediamo che se arriverà il tema di sospensione. Garbuglio la giocata per Lima e arriverà adesso il time out per mister Gigi Regondi. Alla fine 8:29 da giocare, sotto di 2 gol, ma può succedere di tutto. Solo una vita, 8 minuti e 29 in questo sport, quindi veramente può succedere di tutto. Staremo a vedere quando mister Regondi proverà a cambiare qualcosina e come sarà la risposta dell'Arzignano. Al momento non vedo ancora nessuno con la maglia blu, che attualmente indossa soltanto Bresolin tra i pali. Potrebbe anche decidere mister Regondi di alzare ancora di più la pressione e provare a recuperare palla in una zona diversa di campo ed essere più pericoloso. 8:29 inquadrati i signori Melicati Treviso e Bortolozzo di Padova, il crono Pietro Ferro della sezione di Verona. Tra i falli commessi dalla Marca, uno dell'Arzignano, un Arzignano che però è avanti 3-1 nel punteggio, e quello che conta sono i gol fatti. Eccolo qua, invece sta entrando la maglia Raggi. numero 10 Raggi. Abbiamo indovinato. Sì. Si era nascosto per sistemarsi la maglia blu, dunque alza il baricentro la formazione di mister Regondi, deve farlo per forza dalla parte opposta. Cambi Luciano, anche di mister Luciano, sì, mette dentro De per Cristoforo per Negro. per difendere il quinto. Ma direi scelte entrambe corrette, mettere il quintetto, Luciano mette il quintetto dedicato per la difesa e Regondi giusto giocarsi a 8:30, insomma il quinto di movimento. Intanto troppi palloni in campo, ne usiamo soltanto uno, allora Raggi lo consegna al cronometrista, è un po' sgonfio questo, allora cambiamo un'altra volta il pallone. C'è un po' di confusione. Sì. Pronti, si riparte. Bottega dietro per Zandonà, giro palla verso Raggi, la finta di Raggi sul fondo per Bottega, Raggi scarica subito, non trova lo specchio della porta, poi corre veloce per rilasciare il posto a Bresolin. Ma molto pericoloso portare Raggi a calciare dalla parte destra del campo, perché poi per avere il cambio deve fare molta strada. Vediamo se sarà una cosa isolata oppure lo ripeteranno. Ottima l'apertura proprio per Raggi, rientrato come portiere di movimento in campo, aspetta il movimento di compagni, si fa vedere Fornasier, Raggi invece va da Zandonà sul fondo per Bottega, Bottega in mezzo, il palo, questa volta colpito dalla formazione, ma ancora lì la Marca, il pallone che resta lì, c'è un flipper, confusione, la testa Bottega, Fornasier a calciare, il pallone resta lì, attenzione che Bottega è rimasto a terra, Zandonà spedisce fuori il pallone, non ho visto, c'era un bel po' di caos, andiamo Qui a tanto il rivedere. palo, ma credo Gonella era piazzato, Però il palo poi e Gonella è qui fortunato. c'è stata un po' di confusione, poi c'era una piccola mischia, ma poi Bottega ha preso il colpo. Proteste di Bottega, intanto Iabra a colloquio con il signor Bortolozzo di Padova, che redarguisce anche De Cristoforo, sembra intimare stai tranquillo, stai calmo. De Cristoforo se la ride, rimessa laterale intanto per l'Arzignano che dà palla indietro, ha superato i 4 secondi, senza esperienza Matteus, doveva dare indietro il pallone, ha aspettato i 4 secondi per tornare subito indietro in fase difensiva. Pochi giocatori lo fanno. Bottega in mezzo, il pallone con deviazione, poi sotto il lato B di Gonella esce, lo rivediamo. Che Qui brividi. molta fortuna per l'Arzignano, perché questa deviazione stava spiazzando per il portiere. nascere un'autorete
che non è arrivato, tanto laterale per l'Arzignano. L'ultimo a toccare è stato Fornasier, che va a prendersi la marcatura di Castrati, che intanto l'MLM avanza per posizionarsi in zona pivot. Giustamente dalla profondità, perché la marca alza tutto campo adesso e quindi Gonella, c'è bisogno di profondità. Per Castrati, che si perde il pallone, lo recupera Zandona per Fornasier, che però non riesce a tenerlo sotto lo scarpino destro. Forse Stefano uno dei pochi errori di Castrati oggi, ha fatto una partita veramente di qualità. Direi il primo errore, sì. A memoria forse per quello sì. che abbiamo visto, sì. Zuccon intanto, Zuccon per Gonella, che non può toccare il pallone, dunque concesso un calcio d'angolo, rientra Erragi. Gli Arzignano stanno in difficoltà a gestire palla, quando è in possesso per far passare il tempo sta andando un po' in difficoltà. Vediamo se la Marca saprà approfittarne di queste occasioni regalate di fatto dalla formazione di mister Luciano. Erragi indica Zandonà di arretrare, a prendere il pallone all'altezza della linea di metà campo il numero 14 Trevigiano, lo scambio con Bottega. Zandonà, Garbuio, ora Erragi sul fondo, smanaccia Gonnella che fa carambolare il pallone dalla parte opposta. Ottimo intervento qui, e comunque Arzignano, se fa attenzione, le occasioni le crea proprio su Erragi, cioè la Marca crea le occasioni su Erragi. Il giocatore con più qualità a disposizione di Regondi, soprattutto in queste situazioni di power play. Sul fondo palo, sul secondo palo, in scivolata arriva Bottega che va a sbattere sul palo, non riesce però ad indirizzare il pallone alle spalle di Gonnella. Rivediamo, ottima giocata. Bella qui, giocata tutta una di prima. situazione. Il palo anche, il palo deve essere finito sul palo. È mancata anche un Bottega, pizzico di è mancato fortuna. qualche centimetro. E anche un pizzico di fortuna. Intanto Castrati con la testa, Bresolin stava cercando di fare saltamussa, non ci è riuscito. Poi Castrati fermo con la testa, cercando di girarla nella parte opposta. Bresolin lungo, ora questa volta esce Gonella, il pallone resta di Fraccaro, ancora Fraccaro cercava il pallone in mezzo, volevano un fallo di mano quelli della Marca. Castrati, la parte opposta c'è Matteus, da rivedere, era a terra però insomma aveva le braccia attaccate bene al corpo. In diretta mi sento, Gondi molto arrabbiato, chiede il fallo di mano, mi sento dire in diretta che non c'era, però sarebbe bello rivederlo. Però comunque, mi sembravano le mani attaccate al corpo. Comunque cioè, sì, io le ho viste attaccate al corpo, quindi anche a me in diretta sembrava che fosse Però sì, quando dubbia, si va in scivolata così è sempre molto pericoloso, il difensore rischia tantissimo. Ancora Castrati, bravo, il pallone però era già sfilato fuori, rientra intanto Erragi. Bresolin, Zandonà, lo scambio proprio per Erragi che domestica il pallone come può, non era precisissimo il passaggio per il numero 10 della Marca. 5,55. Zandonà, Erragi, Zandonà, Garbuio, Gonella, vediamo, non trova lo spazio da calciare. Fraccaro. Palla lunga per Matteus. Castrati, bravo Bottega a recuperare ancora il pallone. Gran giocata di Fraccaro che ha bloccato praticamente il tiro di Gonnella senza far fallo, senza obstruzione. Regolarmente, assolutamente. Zandonà, Garbuio ha avuto una gran palla, bravissimo Gonella però a uscire proprio nelle tempistiche perfette. Tedesco, Erragi, tanto arriverà anche il time out per l'Arzignano. Bottega, Garbuio fermato da una selva di gambe. Gonnella ora a cercare di rilanciare, lo fa con le mani per la testa di Zuccon. Scelta giusta secondo me di Luciano, ha fiutato il pericolo, ha visto Gonella Garbuio sta dando fastidio lì in mezzo, riceve spesso palle, quindi Luciano vorrà sicuramente sistemare qualcosina a livello difensivo. Bottega intanto difende il pallone, è l'unico intervento di Matteus che stava pressando molto alto la difesa della Marca, che esce dalla propria metacampo con il passaggio verso Erragi. Lo scambio per Garbuio, tedesco per Garbuio, non c'è nessuno però, e Castrati può cercare di volare dalla parte opposta. Anche qui altra grande occasione, la Marca meriterebbe il gol. L'Arzignano sarà anche fortunato, attenzione all'Arzignano che riparte in contropiede con Iabri, fermato da Tedesco. Arriverà adesso il time out chiesto proprio da mister Luciano. Mister Luciano non contentissimo, sta soffrendo molto. No, perché questo Garbuio lo stanno soffrendo. Peso anche tantissimo i ragazzi di Arzignano, con un Garbuio in questa condizione nel finale sarà veramente dura per la difesa biancorossa.
Luciano deve sistemare la fase difensiva. Garbuglio viene trovato con troppa facilità lì in mezzo dalla marca e quindi sicuramente direi ai suoi di sistemare e di prestare attenzione a questa cosa. Regondi credo chiederà di continuare su con queste situazioni. Manca il guizzo per accorciare la partita e rendere gli ultimi 4 minuti infernali. Luciano che dà ancora indicazioni ai suoi, partita comunque intensa, non ci sono stati tanti gol, soltanto 4, non è neanche poco, però sono state tante occasioni non concretizzate, con i due portieri che hanno sventato un paio di minacce a testa clamorose, qualche errore di troppo anche tra gli avanti. È stata una partita più tattica che con ritmo, la tattica ha prevalso, viste le assenze ci si aspettava una partita del genere. E comunque Arziano che in difesa dimostra di essere la miglior difesa, anche se con qualche affanno di troppo. Ti interrompo perché l'Arzignano risponde col quinto. Tezenis 5 euro maglietta, Uniposca 1,5 euro al centro coppia, quel 22 mi fa sorridere vedere De Cristoforo con quella maglia. Quinto di movimento, un po' come nel finale del primo tempo, però attenzione perché la marca alzerà subito la pressione. Qui un quinto fatto per possesso e quindi assolutamente un po' quello che era stato fatto nel primo tempo. Vediamo come risponderà la marca. Zuccone intanto si è aperto Matteus, nessuno lo ha visto De Cristoforo, però il pallone è troppo profondo. Cambio volante ora in corsa con il Raggi che entra dentro, tedesco. Assisteremo a un power play continuo in questi 4 minuti. E Raggi. Però condivido la scelta di Luciano di giocarsi il quinto anche lui per far passare il tempo. Attenzione Castrati la giocata per Matteus tutto solo, però è braccato da 3 difensori, risponde bene la marca, gran giocata che lì di Matteus, palla già avanti dalla parte opposta per Bottega, la conclusione, non c'è nemmeno lo specchio della porta, con Gigi Regondi che urla prepotente, arrabbiato con i suoi ragazzi. Zuccone intanto rientra De Cristoforo, voleva da Bottega una gestione diversa di quel pallone, non tira in porta. Palla per Negro, comodo per Zuccon dalla parte opposta, spettacolare l'apertura per De Matteus che va da De Cristoforo. Zuccon, Bresolin dice di no, azione di altissima qualità, altissima. 3 tocchi e un tiro sventato poi da Bresolin. Arzignano vicino alla poker. Arzignano oggi magari con poco ritmo, però tanta qualità sui piedi, giustamente sfruttano questa caratteristica. C'era il fallo ravvisato ai danni di Mattia Umana, quarto fallo, 3-18. Castrati che dialoga un po' con il sorriso con Zandonà. Punizione già battuta da Matteus per Zuccon che va dietro da Negro, praticamente Negro portiere aggiunto visto che non c'è il numero 1 in questo momento. Rientra Agonella, Fraccaro aspetta l'inserimento in campo anche di Erraggi, 180 secondi ancora da giocare. Erraggi lascia lì a Zandonà, Erraggi ancora, Zandonà il 14, carica il sinistro, lotta con Castrati, tiene vivo il pallone. Garbuglio va ad incunearsi dove ci sono solo difensori biancorossi, forse qui poteva scaricare, era meglio scaricare fuori e continuare a far girare palla, anche perché il tempo passa e quindi perdere palla vuol dire perdere secondi in questo momento della partita. Intanto quinto fallo, intervento duro di Fraccaro che si prende anche il cartellino giallo. Corretto. Quinto fallo, 2,43, diciamo che si è disinteressato del pallone. Entrata dura. Direttamente sull'uomo, mi sento dire subito corretto, sia il fischio sia il provvedimento. E attenzione perché a 2,43 chissà se vedremo il primo tiro libero di questa kermesse di Tombolo. Chiaramente la marca deve forzare i tempi, deve forzare le giocate, deve prendersi qualche rischio e quindi può succedere di caricarsi di falli. Punizione Arzignano, Matteus
sul punto di battuta, da dietro c'è Negro lasciato là da solo, sembra il ragazzino che è costretto ad andare a giocare a calcio, che non ne ha voglia, che sta là vicino alla porta, invece è tutta tattica. Negro, tra l'altro, come ho già detto una volta, ha imparato a giocare a calcio a 5 con lo zio Bruno Bicego, che io conosco bene. È una cazzata, questa è una cazzata. Ancora rimessata l'Arzignano con Zuccon, e c'era la parte opposta per Matteus, 2,34, Castrati per Zuccon, Negro riceve il pallone, anzi no, se va da Castrati, è libero Matteus, viene visto da Zuccon, Matteus avanza, mette giù la sfera. Gran palla di Zuccon, gran giro palla dell'Arzignano comunque. E intanto De Cristoforo, portiere di movimento, l'unico che dovrebbe stare nella propria metà campo è ovviamente dalla parte opposta. Gran giocata di Castrati che va via, viene fermato, pulito senza fallo. Fraccaro, il tiro che sbatte su Matteus. Questo intervento era pulitissimo, duro. Rischio, palla piena, ma grande rischio di Castrati. Lo stendardo dell'LND, Giulio, se cade ti dobbiamo mandare là a tenerlo su durante la partita, ok? Mi raccomando, attento. Erraggi, rimbucata per Garbuio, ancora dietro da Erraggi, Zandona per Garbuio che non si gira perché fa buona guardia difesa. Negro! Diciamo che nel time out Luciano lo specchio della porta ha sì impostato il power play in fase di possesso, ma in fase di non possesso non stanno più concedendo palle facili o spazi a Garbuio, e qui l'Arzignano credo ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Già, attenzione Garbuio, bravissimo Gonella, fortunato poi anche con il pallone che esce sul tiro in seconda battuta di Fraccaro. Ancora brividi. Salutiamo anche il buon Pablo Ranieri che ci sta seguendo da casa. Una stagione difficile al Valdagno, ma speriamo per lui che possa risolversi. Attenzione al contropiede Umana per Zandona, Gonella straordinario, Garbuio per Umana, Gonella figlio di Carlo che salutiamo, se la starà godendo da casa il buon Carlo. Gran palla per Zandona e Gonella salva tutto. Che poi il portiere deve farlo, però non era scontato. 1:22, insomma, tanta tensione in una partita che comunque non ne vuole sapere di mettere i titoli di coda. Erraggi, c'è il tocco però di Zuccon, così aveva segnato il direttore, anzi no, era la rimessa laterale ovviamente per la marca. Zandona qui un pallone troppo alto, era difficile, bisognava domesticarlo, metterlo giù. Regondi non la prende benissimo. Si è infatti seduto Regondi. In questo, a un minuto dalla fine, ogni errore pesa il doppio. Assolutamente. Matteus protegge il pallone sulla bandierina che non c'è. Fraccaro! 55 secondi ancora da giocare. Se non segni questi gol non è semplicissimo, cioè è facile da qui dirlo, però qui se non segni Matteus questi commette gol un'ingenuità clamorosa. la porti a casa, sì. Ingenuità clamorosa. Se ti chiami Pippo Inzaghi puoi andare sulla bandierina e tenere là il pallone, però è un altro livello quello. Attenzione, ancora Castrati con la testa, poi si scontra con Bresolin che si perde dietro la porta biancorossa. Qualche parolina che arriva dalla tribuna di Fede Marca. Bresolin che va in cerca del pallone. Deve fare ripartire il gioco il direttore di gara dopo il suo fischio. Erraggi può fare in questo momento, ancora 50 da giocare sul cronometro della Belbotte Arena, sono le 18, ormai è ora dei Bigoli Coiarna, te li consiglio. Erraggi sul fondo, palla in mezzo, Negro dice di no. Adesso però non dico impossibile, ma ci avviciniamo all'impossibilità di recuperarla. Cosa dici Roberto? Molto molto difficile, adesso il tempo è veramente poco. Fraccaro sbatte ancora su Zuccon. Ne abbiamo viste di tutti i colori in questo sport, però adesso serve un miracolo alla marca.
24, Zandona va a calciare, viene fermato da Castrati, laterale per la Marca, già battuto palla per Garbuglio, sul fondo per Umana che non ci arriva, allora qua 14 dalla fine, Arzignano che cercava di fare possesso e Melina per mettere in freezer questa vittoria e il passaggio del turno alla semifinale di domani. La palla che sfila verso Bresolin, bravissimo Vittorio Negro ad arpionare il pallone, 8 secondi e allora siamo ai titoli di coda, protagonisti quest'oggi in questa sfida Arzignano e Marca. Se ne sono date di santa ragione sportivamente parlando, 3-1 per l'Arzignano, aspettiamo se andando la sirena, però non ci siamo annoiati e non vuole farci annoiare Giovanni Gonella, altra grande parata, adesso arriva la sirena che decreta una vittoria importante per l'Arzignano che domani recupererà almeno un Tumiatti. E vittoria importante, qualche scaramuccia a distanza tra Castrati e Bresolin, tutto sommato giusta. Mister Luciano l'ha vinta come la voleva giocare. Sì, è stata una vittoria alla fine meritata, entrambe le squadre hanno fatto quello che dovevano fare, la partita che ci si aspettava, vittoria meritata, ripeto, dell'Arzignano, quindi bravi loro ma brava anche la Marca che se l'è giocata fino alla fine. Grazie Roberto, ci rivediamo, ci risentiamo più tardi per Union Diavolo Infiniti Futsal Godego. Grazie a voi. Tra poco invece alle 19, quindi poco tempo di fare la pausa, speriamo arrivi la birretta del buon Bassi. Ci sarà la sfida tra Atletico Conegliano e Mestre Fenice alle 19 in campo. Le squadre che si salutano, Stefano Testoni, canale LND del Veneto, ci ritroviamo qui tra meno di un'oretta per il pre-gara e poi la sfida, il terzo quarto di finale. Baci.